Giovedì 1° agosto, buongiorno e ben ritrovati, prima edizione di Antenna 3, primo appuntamento con l'informazione fresca di giornata della nostra emittente. Abbiamo tante cose di cui raccontarvi, naturalmente la cronaca in primo piano, ma poi torneremo a parlare con Elena Semenzato dell'odissea che stanno vivendo le famiglie dei pazienti, dei bambini affetti da distrofia muscolare di Duchenne. Parleremo poi anche di un traguardo raggiunto, lo diciamo forse anche un po' grazie a noi per quanto riguarda la maratona di New York e il sogno di Tony Venturato. Tutto questo nella seconda parte della nostra diretta. Come detto, c'è la cronaca in primo piano. Tra pochissimo andremo a Lancenigo di Villorba perché si è davvero rischiato un epilogo tragico per un'auto che ha sfondato l'ufficio postale di piazza Aldo Moro. Tra poco Eddie Kaliman ci racconterà che cosa è accaduto, ma c'è un incidente, l'ennesimo incidente sulle strade del Veneto. È accaduto questa mattina poco prima delle 8 sulla strada regionale 308, la nuova strada del Santo, chiusa tra le uscite di Reschigliano e Bronzola nel comune di Campodarsego. 4 i veicoli coinvolti. Un'auto dentro al fossato, una ridotta in rottami nel mezzo della carreggiata, una moto a terra, un mezzo pesante fermo. Poteva essere peggiore il bilancio del grave incidente accaduto alle 7:45 lungo la strada regionale 308 del Santo nel comune di Campodarsego. Viaggiavano in direzione di Castelfranco Veneto i veicoli coinvolti, 3 le persone rimaste ferite, l'uomo alla guida dell'auto finita nel fossato e la giovane donna alla guida dell'utilitaria bianca trasportati in ospedale e il Centauro rimasto leggermente contuso. Sul posto i vigili del fuoco di Padova e Borgoricco, il SUEM 118 e la polizia locale della Federazione del Campo Sampierese, che stanno ricostruendo l'esatta dinamica del sinistro. Nonostante il periodo di vacanza, il traffico è andato in tilt con code lungo una delle strade più trafficate del Veneto, dove per condurre le operazioni di soccorso per buona parte della mattinata sono rimaste chiuse le entrate tra Reschigliano e Bronzola. Restiamo nel Padovano con l'operazione antidroga dei carabinieri di Ponte San Nicolò che hanno arrestato un tunisino di 26 anni responsabile di una fiorente attività di spaccio di cocaina. L'indagine è partita dalla segnalazione di alcuni cittadini che hanno segnalato movimenti sospetti in centro paese. Contattato al telefono dai clienti, il tunisino fissava l'appuntamento per la consegna e ne riceveva in cambio somme tra i 10 e i 50 euro a dose. E adesso andiamo a San Donà di Piave perché oggi è il primo giorno di lavoro per un agente speciale della polizia locale. Ci racconta tutto Anna Maria Parisi insieme a Francesca Pezzo, insieme ai suoi ospiti. Grazie e buongiorno a tutti quanti. Buongiorno anche a te Francesca e ai nostri telespettatori ed eccola qui l'agente della polizia locale. Buongiorno, primo giorno di lavoro per lei, Neza Etturi, giusto? Sì, giusto. Dal Marocco a San Donà di Piave, anche se comunque non è proprio corretto dire dal Marocco, visto che lei prima era a Torino, poi è andata a studiare in Francia, insomma, e poi ha deciso di partecipare a questo concorso come agente qui a San Donà di Piave. Ci racconti un po' di lei, come mai ha deciso di partecipare a questo concorso intanto? Innanzitutto sono molto felice di averlo passato, molto felice per il mio primo giorno. Ho iniziato a fare i concorsi di polizia locale e ho visto che è un lavoro che mi appassiona e voglio dare servizio a questo paese. È un sogno che si realizza. È un sogno che si realizza e che vede anche protagonista San Donà di Piave con il sindaco Alberto Teso per questo che è un bellissimo esempio di integrazione e anche emancipazione per le donne. È veramente una bella giornata. Io sono convinto che questo nostro paese sia meraviglioso, è il paese più bello del mondo e l'Italia è di chi la ama.
italiani si diventa e bisogna voler bene a questo paese, rispettare le sue leggi, e credo che questo passo sia importante perché è un altro colpo che diamo a questo muro che troppo spesso ci separa. L'entrata in servizio dell'agente Turi ci aiuterà molto ad interfacciarci e relazionarci anche con le comunità islamiche che sono presenti nel territorio, con cui collaboriamo e abbiamo un dialogo continuo, e comunque avere una donna è un passo in più anche su questo fronte, insomma ci dà ancora più speranza e guardiamo sempre con maggior ottimismo verso il nostro futuro all'orizzonte. Ecco, allora io faccio un passo verso il comandante con le immagini di Francesca Pezzo che mi segue, Paolo Carestiato, comandante della polizia locale di San Donà di Piave. Io vedo che mentre stava parlando Neza lei la guardava con molto orgoglio. Quante le donne agente qui a San Donà di Piave, comandante? Allora, le donne sono un terzo circa dell'organico del personale e stiamo cercando di incrementarlo attraverso i concorsi. Ho la fortuna che la nostra amministrazione crede nella polizia locale, voglia di investire e sta rinforzando l'organico, per cui sono contento che ci siano ragazzi giovani come Neza e come tutti quelli che abbiamo assunto quest'anno, perché i ragazzi sono il futuro di tutte le organizzazioni e anche dei corpi di polizia locale, per cui attraverso la loro voglia di lavorare, di impegnarsi, c'è lo stimolo per tutti, anche per quelli che giovani non lo sono più, per rimettersi in gioco e far sempre meglio. Quali le zone in cui Neza verrà dislocata, diciamo così, se ci saranno, o comunque sarà itinerante come forse penso, credo sarà possibile per tutta la città? Sì, Neza si occuperà inizialmente del controllo del centro urbano, di operazioni di viabilità, di polizia di prossimità, per cui verificherà le segnalazioni, gli esposti, poi rendendo conto ai suoi ufficiali e al comandante, e dovrà imparare a portare la divisa, perché la parte più difficile comunque è la relazione con l'utenza e la gestione dei rapporti con i cittadini. Per capire al meglio ci vorrà del tempo, dobbiamo dargli il tempo di imparare, di quindi insomma diamogli il giusto tempo. Io sono convinto che farà bene. E grazie comandante. Sindaco, io ritorno vicino a Neza e ne siamo convinti tutti quanti. Poi prima, mentre attendevamo di collegarci per questa diretta, abbiamo visto come tanta gente si sia avvicinata a lei per farle i complimenti. Ah, la nuova vigilessa, lei così diceva la gente qui a San Donà, incuriosita. Le fa piacere naturalmente? Sì, mi fa molto piacere, sono stati tutti molto accoglienti, comandante, comando, tutti i miei colleghi sono stati tutti molto accoglienti. 23 anni e lei prima era stata anche in Francia, a Lione. Ci racconti un po' il suo percorso? Io dopo la maturità sono andata a studiare lingue e economia, però ho visto che non faceva per me. Quindi... E poi la passione per la polizia locale? Sì, è una passione che mi ha un po' tramandato mia mamma. Abbiamo anche qualche carabinieri in famiglia e quindi mi sono lasciata ispirare da loro. E quindi da Torino a San Donà di Piave, come mai? Ho fatto vari concorsi e poi ho passato questo, quindi ho accettato quando mi hanno chiamato per il servizio. Senta, un buon inizio comunque. È un ottimo inizio e devo dire che il comandante era un po' preoccupato per questa intervista, no? Diceva troppo clamore, ma una bella notizia sa da dare, comandante. Sì, no, ma allora, sono contento sicuramente della notizia, però insomma è anche giusto che lei possa lavorare tranquillamente senza troppi riflettori addosso. Ha 23 anni e quindi è una ragazza giovanissima che comunque dimostra determinazione, si è spostata, ha fatto 400 km per spostarsi da Torino e venire a lavorare qui. Spero sia un esempio per tanti giovani, perché c'è bisogno di giovani all'interno del mondo del lavoro, non solo qui a San Donà di Piave, ma insomma un po' dappertutto. Giovani, anche giovani donne, e il fatto, come diceva il sindaco, che Neza sia originaria del Marocco permetterà anche come buon esempio di di fare un passo avanti verso l'integrazione anche delle donne di religione islamica, musulmana. È fondamentale questo. San Donà è una città di 42.000 abitanti che continua a crescere, abbiamo una comunità di stranieri pari a
po' più del 10% dei residenti, con i quali siamo in contatto continuo. Abbiamo fatto anche delle attività con le comunità islamiche, per esempio a marzo un convegno sui matrimoni combinati, per esempio, con hanno partecipato le comunità e soprattutto le donne. Adesso stiamo valutando un'ipotesi di protocollo d'intesa con le comunità sull'utilizzo del velo per cercare di limitare il più possibile, senza imposizioni e nel rispetto della libertà di ciascuno, l'uso del velo integrale. Quindi va benissimo il velo che copre i capelli, che copre il mento, ma cerchiamo di lasciare scoperto il volto, perché questo agevola anche i rapporti interpersonali, insomma, e anche da parte del residente che è qui da sempre è molto più difficile relazionarsi con una persona che arriva a volto completamente coperto. Sono dei piccoli passi, insomma, ma sono indispensabili, perché l'Italia del futuro è questa e non è un futuro tanto lontano. Dobbiamo cercare di vivere bene assieme e di condividere questi che sono principi fondamentali della nostra civiltà e che non possono essere messi in discussione. Ecco, Sindaco, grazie. Resti lì che mi sposto io al famoso niqab cui faceva riferimento e cui le donne di origine di religione musulmana, diciamo quelle un po' più integraliste, portano perché sono sposate e quindi per il rispetto nei confronti del marito, così come dice il Corano. Comunque, insomma, un'apertura mi pare lei l'abbia ricevuta. Ho avuto una buona apertura, non è un precetto coranico, è un aspetto più sociale e culturale, quindi molte donne osservanti non lo portano, quindi non è proprio un precetto, è una questione di abitudine. Per esempio abbiamo trovato più difficoltà, un po' più di resistenza da parte della comunità bengalese, che è quella che fa un po' più fatica, mentre le comunità nordafricane, che sono qui già da tempo, quelle balcaniche, sono molto più aperte e molto più facile per loro adattarsi, insomma, e integrarsi. Gli italiani di seconda generazione sono la linfa di molte realtà, pensiamo all'atletica leggera per esempio, quindi è un esempio meraviglioso. Grazie Sindaco, allora un bel primo piano a Nezza con le immagini di Francesca Pezzo. Da Sandona di Piave è tutto, linea a te Francesca. Grazie davvero Anna Maria Parisi insieme a Francesca Pezzo, grazie naturalmente anche ai suoi ospiti. Adesso ci spostiamo immediatamente a Villorba per raccontarvi quanto vi avevo anticipato in apertura di diretta, quello che è accaduto questa mattina con un'auto, e lo vedete, che ha letteralmente sfondato la vetrata dell'ufficio postale di Lancenigo. Buongiorno a Dedi Kaliman insieme a Simone Merlo per raccontarci la dinamica di questo incidente che poteva avere davvero un epilogo tragico. Buongiorno Edi. Francesca, buongiorno. Sì, con le immagini di Simone Merlo vedete l'entità del danno. Questa mattina, circa un'ora e un quarto fa, un anziano, un ottantenne del posto, anziché ingranare la retromarcia, ha messo la prima e si è scagliato contro la vetrata sfondandola parzialmente. Il fatto è che c'erano dei clienti della posta seduti proprio nelle postazioni che Simone Merlo sta inquadrando e che sono stati sbalzati a terra dall'impatto. Noi vediamo la vetrina parzialmente sfondata, però insomma la macchina dell'anziano signore era qui poco fa, è stata portata via dalla polizia locale per i rilievi del caso, aveva ancora i vetri addosso. Ovviamente l'anziano è ancora abbastanza sotto shock per quanto successo, non si aspettava questo, sta parlando con la polizia locale all'interno delle poste e con me c'è il sindaco di Villorba, Francesco Soligo, che saluto e presento. Sindaco, buongiorno. Una tragedia sfiorata, poteva succedere molto peggio, abbiamo un ferito lieve, però insomma le persone che erano sedute qui potevano vedersela brutta. Sì, buongiorno, sì, è una tragedia sfiorata per fortuna. Questa mattina verso le 10 sono stato contattato dai vigili, ci siamo portati sul posto, una manovra errata di un anziano, invece di inserire la retromarcia ha inserito la prima ed è finita contro la vetrina. 3 utenti che erano seduti in fronte vetrina, uno solo è andato in pronto soccorso per dei controlli dovuti. Ho appena sentito la direttrice delle poste, entro domani mattina dovrebbe essere operativo di nuovo l'ufficio, di minima, però è operativo perché questo ufficio è molto importante per la nostra comunità. I fabbri arriveranno nel pomeriggio per la prima messa in sicurezza del vetro e dei locali, quando l'apertura? Mi hanno detto domani mattina. E non è stato un malore,
in questo anziano, ma appunto, come ho detto prima, un'errata manovra. Come sta l'anziano? Ha potuto parlarci? Io ho parlato sia con tutti e due gli anziani, marito e moglie, e anche con lo sfortunato che ha preso la botta, insomma stanno bene, scossi per quello che è successo, perché secondo me non sono neanche resi conto e insomma, per fortuna è andato tutto bene. Insomma, Francesca, noi vediamo un via vai di persone che aspettavano di andare a prendere la pensione, soprattutto anziani, a fare qualche prelievo. Le poste rimarranno chiuse per tutta la giornata di oggi in attesa appunto della riapertura domani. E da Lancenigo intanto con Simone Merlo, se non hai domande io ti restituirei la linea. Grazie davvero Edi, insieme a Simone Merlo, e grazie naturalmente anche al sindaco Soligo per averci raccontato di questa tragedia sfiorata questa mattina alle poste di Piazza Aldo Moro. E adesso ci spostiamo con la cronaca a Padova per una violenta rapina a Camin, vittima uno storico barista del centro di Padova. Ci racconta tutto Francesco Ratai con Cristian Roque Allende. Ci troviamo in centro a Padova perché la storia che stiamo per raccontarvi riguarda uno storico barista del centro di Padova, Carlo Quaggia, che 69 anni, da moltissimi anni è titolare del bar Missaggia. Con me c'è la nipote del signor Carlo. Il signor Carlo non può essere con noi perché ha subito una violentissima rapina sabato sera da parte di due energumeni che l'hanno picchiato e gli hanno rubato, pensate, addirittura gli apparecchi acustici. Ecco, Federica Grazzi, che di Quaggia è la nipote. Cos'è successo sabato? Praticamente lui sabato sera è andato a farsi un giro come al solito. Tornando a casa verso la zona industriale di Padova si è fermato un attimo per scendere per mandare un messaggio a un suo amico o una sua amica, non saprei dirti, e praticamente lo hanno aggredito lui ha detto che erano due stranieri. Gli hanno dato subito un pugno fortissimo in faccia, lui è svenuto subito, ha detto, perché poi non si ricorda più niente, e l'hanno trascinato 10-20 metri lontano dalla macchina. Gli hanno portato via gli apparecchi acustici, il cellulare, e aveva pochi soldi e i documenti li hanno lasciati là. Ecco, e la macchina anche l'hanno lasciata là. Ecco, una violenza incredibile per quelli che sono in realtà degli oggetti che difficilmente riusciranno a rivendere perché degli apparecchi acustici. Appunto non se ne fanno niente. E quindi è questo che preoccupa. Esatto, una violenza così gratuita, potevano chiedergli dammi i soldi, andavano via, basta. Ecco, come sta adesso suo zio? Non tanto bene, perché gli hanno rotto il setto nasale e la mandibola e poi ha tutta la schiena grattata perché trascinandolo ha tutte le abrasioni sulla schiena e anche su un braccio. Ecco, una prognosi di 30 giorni. 30 giusto? giorni l'ospedale gli ha dato. Ecco, pensate che violenza incredibile, appunto per un bottino decisamente misero, e che, come ci testimoniava Federica, se gliel'avessero chiesto gliel'avrebbe anche dati, perché si preferisce evitare di subire una violenza del genere. Ecco, con noi c'è anche Wanda Pellizzari, che dei commercianti del centro è un po' l'anima, è una portavoce, e si respira un'aria di insicurezza da parte dei commercianti. Ecco, questo fatto, lo ripetiamo, non è successo nel centro cittadino, però molte volte i commercianti, che quando chiudono le loro botteghe sentono quell'insicurezza. Ma certamente è un'insicurezza poi che va gradatamente anche peggiorando. Io suppongo che la sfrontatezza che queste persone hanno ormai, sicuri che comunque nulla venga fatto loro, consente loro di agire in assoluta libertà, perché adesso c'è anche tanta gente, tante persone che vengono derubate del portafoglio, della borsa, non fanno più nemmeno denuncia perché ce ne sono talmente tante che non vale neanche la pena. Ecco, questo fa paura sia ai cittadini sia ai commercianti, che hanno paura perché entrano anche nei negozi, quindi quando entra qualcuno bisogna anche stare attento, se c'è già gente dentro deve stare attento a quello che fanno, perché molte persone arrivano proprio ieri ero dentro in un negozio, sono entrate, si apre con la porta, con l'apriporta, sono entrate 3 persone e la signora mi ha detto aspetta un attimo Wanda, perché stavano già cercando di guardare che cosa avrebbero potuto portare via, e io sono stata, quando si sono accorti che appunto la signora era
presente al fatto, proprio con la mente, ha detto buongiorno, grazie, sono andati via. Anche proprio vanno dentro e se approfittano dell'attimo di disattenzione e procedono, non viene fatto loro niente, sì, viene fatto il verbale, poi vengono rilasciati subito. Ecco, la famosa di cui tanto parliamo, certezza della pena non c'è, per cui chi se ne importa? Loro vanno avanti, anche come in questo caso per un misero bottino. È questo che ci fa paura, il misero bottino. Cioè, tu mandi all'ospedale una persona per 30 giorni per prendere il nulla. Questo fa molto riflettere. Ecco, sì, questo fa molto riflettere, fa riflettere il tema appunto della sfrontatezza che certi criminali hanno nei confronti dei cittadini. E questo dunque quanto accaduto, questa violenta rapina accaduta a Camin, ma lasciamo per un attimo la cronaca, andiamo a Bassano del Grappa insieme alla nostra Monica Smiderle che ci racconta del campo scuola alpino, un'esperienza molto molto importante per i giovani alla scoperta della vita militare ma anche dei veri valori alpini. Buongiorno a te Monica e buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno a te Francesca, buongiorno a tutti i nostri telespettatori, siamo in diretta precisamente dal Parco dell'Amicizia di Tezze sul Brenta perché i ragazzi che stanno facendo questa esperienza, questo campo alpino ANA di Bassano del Grappa, oggi sono ospiti qui a Tezze sul Brenta e sono impegnati in attività di protezione civile. Con me c'è il presidente dell'ANA Montegrappa Giuseppe Rugolo, che saluto e ringrazio, e il direttore del campo scuola Sergio Panuello. Allora, buongiorno a lei. Partiamo dai numeri. Quanti ragazzi hanno scelto di fare questa esperienza che li avvicina alla vita militare, ma soprattutto che li porta sui luoghi della storia e li fa respirare l'aria alpina? Quanti sono e che cosa hanno fatto in 15 giorni? Perché ricordiamo, Francesca, che il campo è iniziato il 20 di luglio. Esatto, buongiorno. I ragazzi sono una sessantina, provengono da molte regioni del nord e non solo del nord. Abbiamo vissuto queste 2 settimane in modo molto intenso perché abbiamo optato la scelta di far vivere la storia, non raccontarla in aula che comunque raccontata diventa anche noiosa. Viverla sul territorio è tutt'altra cosa, soprattutto quando si vedono ad esempio dei cimiteri, purtroppo molto molto frequenti in quest'area, dove vedono l'età di chi è sepolto, che sono quasi dei loro coetanei. Abbiamo affrontato anche delle bellissime passeggiate, chiamiamole così, o escursioni meglio ancora, attraversando l'altopiano di Asiago da Val Lastico alla Val Brenta. Abbiamo fatto il Pasubio che è molto bello. Insomma, li avete portati nei luoghi della storia e domani, lo diciamo, c'è l'esperienza culmine, no? Ovvero la visita al Monte Grappa. Il Monte Grappa è la tappa fissa di questo campo scuola perché è il simbolo di quest'area e di conseguenza ogni anno lo affrontiamo da un punto diverso. Una volta un po' più semplice, una volta un po' più complicato, ma alla fine arriviamo sempre in cima con la vista che dobbiamo fare rigorosamente a tutto il sacrario. C'è grande entusiasmo tra i ragazzi che ci hanno raccontato appunto di questi 15 giorni, ci hanno anche detto non vogliamo il cellulare, non ci interessa, abbiamo altro da fare. Insomma, Presidente, è anche questo lo spirito di questa esperienza? È proprio questo lo spirito. Questi 15 giorni con questo progetto Campo Scuola ANA, l'Associazione Nazionale Alpini, attraverso gli incontri e le condivisioni con la protezione civile in tutti i suoi ambiti, cerca di trasmettere i precetti fondanti dell'associazione stessa, che è il volontariato, la gratuità. Ricordiamoci che chi accompagna questi ragazzi lo fa a titolo completamente gratuito, mettendo a disposizione le proprie esperienze che arrivano dal servizio di leva all'esperienza all'interno dell'associazione stessa, e lo fa con il preciso intento di trasmettere e lasciare qualcosa a questi ragazzi con la speranza che possano farla fruttare all'interno dell'associazione oppure nell'esercito. Abbiamo già dei casi di ragazzi che sono chi nei carabinieri, chi negli alpini, passati per il campo scuola di Bassano. È una sorta di mini naia.
se per milinaia intendiamo, senza alcuna presunzione, sottolineiamo, se intendiamo una esperienza che dedita appunto al trasmettere questi valori, profondi valori, diamogli anche il nome di milinaia, non facendo naturalmente confusione e con i doverosi distinguo. Però noi ce la mettiamo tutta, i volontari, a cominciare dal direttore fino all'ultimo dei volontari, non per ruolo, non per valore, hanno dato e stanno dando il massimo affinché questo progetto risulti il migliore possibile. E qui a Bassano, che ricordo porta il suffisso del toponimo Montegrappa prima ancora del nome Bassano, la sezione Montegrappa lo sta facendo alla grande da 4 anni e continuerà a farlo. L'alzabandiera il 20 luglio e la bandiera in caserma Montegrappa invece quando scenderà? Scenderà domani pomeriggio per il saluto finale e come tutti gli anni saranno emozioni pure, saranno abbracci, strette di mano, pacchi sulle spalle e occhi umidi, che è questa la vera medaglia, questo è lo scopo che noi abbiamo raggiunto. I ragazzi emozionati, per noi è una grande cosa. E poi tanti ragazzi, direttore, tornano per il secondo anno. Sì, tantissimi, anzi io cerco sempre di stimolarli a fare altre scelte per dare spazio ad altri a venire a vivere questo bel campo. Ci stiamo riuscendo perché qualcuno ci ha ascoltato e si è messo in gioco in altre parti. Altri ragazzi di altri campi sono andati a vedere quello che facciamo noi a Bassano e noi facciamo bene. Insomma, domani giornata conclusiva per questi ragazzi in cima a Grappa, sarà ancora grande emozione. Io ringrazio il presidente Giuseppe Rugolo, il direttore Sergio Panuello, restituisco Francesca Lalina allo studio. Grazie davvero Monica, grazie ai tuoi ospiti per averci raccontato di questa bellissima esperienza rivolta ai più giovani. Adesso noi torniamo alla cronaca, un aggiornamento che arriva dal commissariato di Conegliano, che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino straniero di 24 anni, gravemente indiziato per 2 episodi avvenuti a Conegliano tra maggio e giugno di quest'anno. Le indagini della polizia hanno in particolare consentito di individuare il 24enne come presunto responsabile di un tentato furto aggravato accaduto a Conegliano lo scorso 20 maggio. Il giovane in quell'occasione si era introdotto all'interno di un garage condominiale e aveva tentato di forzare diverse auto parcheggiate, provocando ad una di queste danni per un valore di oltre 5.000 euro. Il secondo episodio risale invece allo scorso 27 giugno e si tratta di una rapina aggravata consumata nei confronti di 2 coetanei minacciati dal giovane con una bottiglia di vetro rotta. Le vittime sono state costrette a consegnargli alcune decine di euro in contanti. Il 24enne, sempre in quella occasione non soddisfatto, aveva poi costretto una delle vittime a seguirlo fino ad uno sportello bancomat e qui a prelevare altro denaro contante. Le indagini condotte dagli agenti del commissariato di Conegliano hanno consentito di attribuire entrambi gli episodi al 24enne. I risultati sono stati fatti propri dall'autorità giudiziaria, che ha emesso nei confronti del giovane, come detto, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. E sempre in primo piano il caso Autovelox, con l'allargarsi delle contestazioni partite dai sequestri dei dispositivi in tutta Italia ordinati dalla Procura di Cosenza. Sotto accusa ora un Autovelox di Riese Pio X in provincia di Treviso, per il quale un'associazione ha denunciato, oltre al sindaco e al comandante della polizia locale, anche il prefetto di Treviso. Autovelox non omologati. Oggi sono stati denunciati il prefetto di Treviso e sindaco e comandante del comune di Riese Pio X. L'esposto, raccolto dai carabinieri di Sedico, porta la firma di Altvelox, Associazione Tutela Utenti Strada, e riguarda il dispositivo installato dal comune in via Kennedy, tra l'altro abbattuto l'inverno scorso da Flexman. Una denuncia sulla scia di quanto sta accadendo a Cosenza, dove la procura ha disposto il sequestro di diversi Autovelox in tutta Italia, in quanto sarebbero attivi ma privi di omologazione.
Secondo l'associazione anche il Velox di via Kennedy non sarebbe omologato e tra i querelati sono finiti il prefetto di Treviso Angelo Sidoti, il sindaco Ombretta Basso e il comandante della polizia locale Davide Bertoncello. Le accuse sono da codice penale, quali truffa, falso in atto pubblico, frode processuale e omissione di atti d'ufficio. Un atto inconcepibile per il sindaco Basso, che si rivolge così direttamente all'associazione. Per quanto riguarda la parte processuale sarà analizzata e data risposta dalle sedi opportune. Per quanto riguarda invece lo strumento, quindi l'autovelox, misura correttamente la velocità, è posto in un rettilineo ben segnalato e lungo questo tratto di strada in passato c'erano stati parecchi incidenti mortali. Da quando è stato posizionato non si sono più verificati incidenti di questo tipo. Per contro mi ritrovo con diversi cittadini che chiedono l'installazione di nuovi autovelox sul territorio comunale, perché purtroppo sono tanti i tratti di strada appunto rettilini e purtroppo sono anche tanti gli automobilisti che spesso hanno un po' troppa fretta e guidano velocemente e possono diventare un pericolo per se stessi, ma vuole dire anche e soprattutto per gli altri. Sequestri e denunce destinati a dilagare in tutta Italia e per tutti i dispositivi, con esposti verso tutti i primi cittadini e prefetti, finché dal Ministero non verrà fatta definitivamente chiarezza su autovelox e omologazioni. Per questo dal sindaco di Treviso e presidente dei sindaci del Veneto il messaggio su tutta la vicenda è chiaro. Se qualcuno si sostituisce al sindaco assumendosi le responsabilità degli incidenti stradali e di eventuali incidenti che dovessero essere causati dalla non perfetta condizione delle strade, allora a quel punto saremo disposti anche noi a spegnere le autostrade, ma fino a quando sarò io a rispondere della sicurezza dei miei cittadini utilizzerò questi strumenti in modo trasparente, in modo ben visibile e con l'unico obiettivo di quello di ridurre la velocità e mettere in sicurezza la sicurezza stradale. La Guardia di Finanza di Vicenza ha effettuato un sequestro preventivo di circa 300.000 euro nei confronti di 3 indagati per reati tributari commessi nel settore del volantinaggio, bloccati conti correnti e 14 immobili. I finanzieri di Vicenza hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni e disponibilità finanziaria a carico di 3 indagati in relazione ad una frode fiscale perpetrata tramite l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Il sequestro ha interessato somme di denaro giacenti su 10 conti correnti e un complessivo di 14 immobili nella provincia di Vicenza. Le indagini si sono concentrate su un imprenditore di nazionalità indiana residente nella provincia vicentina, intorno al quale gravitano numerose imprese operanti nel settore del volantinaggio su strada. La finanza parla di un collaudato schema di frode con cui l'imprenditore riusciva a gestire di fatto, tramite soggetti prestanome connazionali, 2 ditte individuali del tutto sovrapponibili per organo di gestione, oggetto principale dell'attività, controparti commerciali e lavoratori dipendenti. La prima impresa, definita come società cartiera, avrebbe accumulato debiti erariali e prima di cessare la propria attività avrebbe emesso a beneficio della seconda azienda fatture per operazioni inesistenti per oltre 350.000 euro. La Procura di Vicenza ha dunque deferito all'autorità giudiziaria 2 persone, ovvero i titolari delle 2 ditte, per i reati ipotizzati di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti o omessa dichiarazione, contestati in concorso con l'imprenditore indiano in qualità di amministratore di fatto di entrambe le società. A più di un mese dall'attentato incendiario che ha distrutto un bar in centro a Quinto di Treviso, la strada e il marciapiede sono ancora pieni di vetri e macerie. A brevissimo il dissequestro, dicono gli inquirenti, che continuano a indagare per individuare il mandante. Vetri infranti ovunque, pezzi di mattoni e piastrelle, schegge di ferro. È passato un mese dall'attentato incendiario al Dolce Caffè di Quinto, ma in via Noalese, all'altezza di vicolo Marangon, sembra ancora il giorno dell'esplosione. L'area è ancora sotto sequestro, ma i cittadini, siamo a 2 passi dal centro e dalla chiesa, si chiedono come mai ancora non sia stato possibile almeno pulire dai vetri, visto il rischio che qualcuno, soprattutto bambini, possa farsi male. Il dissequestro dell'area arriverà a brevissimo, fanno sapere gli inquirenti.
inquirenti che stanno anche stringendo il cerchio sul mandante dell'atto. Se pochi dubbi ci sono sugli esecutori materiali, 2 le persone già denunciate per incendio doloso e danneggiamento, gli inquirenti stanno ancora indagando per capire chi abbia commissionato l'attentato che solo per un colpo di fortuna non ha provocato feriti. Un episodio che ha destato non poco allarme in paese, perché un gesto del genere, tra le ipotesi la pista del racket con finalità estorsive, ma gli investigatori non escludono nulla, nemmeno una vendetta privata. Nei mesi precedenti la titolare del bar, Sara Puppato, aveva ricevuto messaggi minatori, dai cartelli sotto casa alla vetrina rotta fino all'ultimo devastante atto incendiario. Noi adesso ci fermiamo per la pubblicità, torniamo in diretta tra pochissimo. Vai, non ti fermare. Ma questo correndo in mezzo alla strada? Un po' sì. Dove? Qua? Perché siamo partiti con queste immagini, di un bambino che va in bicicletta. Leonardo, buongiorno Elena, Semenzato, non è un bambino come tutti gli altri, perché ormai l'abbiamo imparato a conoscere tramite i racconti di Elena, è un bimbo affetto da distrofia muscolare di Duchenne. È una malattia che nel corso del tempo va a bloccare, lo sto dicendo in modo molto semplice, tutti i muscoli, e i primi muscoli che si bloccano sono quelli delle gambe solitamente, giusto Elena? Esatto. E quindi il fatto di vedere Leonardo a 6 anni riuscire ad andare, noi l'avevamo lasciato nel triciclo, lo vediamo ad andare in bicicletta senza rotelle, sì, ed è un traguardo incredibile per sì, chi ha questa malattia. Assolutamente, che non arriva sempre, è arrivato poco fa, verso i 6 anni e mezzo, e questo ha riacceso nuovamente la nostra voglia di non mollare, perché siamo convinti che se Leonardo sta riuscendo a raggiungere tutti questi traguardi, a mantenere le competenze motorie, se non anche a migliorarle, sia anche per il farmaco Translarna che lui assume. Che cosa ha provato quando ha visto Leonardo andare senza rotelle? Non lo so spiegare, nel senso che è tornato a casa così e non ci potevo credere, perché mi ricordo ancora quando al nostro medico di Padova chiesi proprio: ma potrà mai andare in bicicletta senza rotelle? Possiamo provare a insegnargli? Quindi io veramente ero già pronta, insomma, che questo traguardo potesse non arrivare. Allora, cerco di fare un riepilogo e chiedo a Elena di intervenire, di bloccarmi se dico qualcosa di inesatto. Leonardo è affetto da distrofia muscolare di Duchenne con una particolare mutazione genetica che gli consente, nella sfortuna, di assumere questo farmaco Translarna, che non è un farmaco che cura la malattia, ma che rallenta il progredire della malattia stessa, controlla i sintomi e permette ai pazienti di allungare nel tempo quelli che sono gli effetti della malattia. Noi ricordiamo di un ragazzo di 19 anni che cammina ancora, e anche questo è un traguardo davvero incredibile. Cosa succede? Succede che questo farmaco è in fase, ha uno studio, giusto, alle spalle? Sì, era dato ai pazienti con approvazione condizionata. Perfetto. Quindi in attesa, diciamo, di ulteriori dati per una conferma definitiva. EMA per 2 volte mette uno stop alla messa sul mercato di Translarna. Sì. Possiamo dire CHMP, che alla fine è l'organo di EMA che si occupa dell'approvazione dei farmaci per uso umano. Le famiglie non ci stanno, inizia una mobilitazione che possiamo dire vede in Elena la roccia che porta avanti anche con altre famiglie europee questa battaglia, una battaglia che arriva in Commissione europea che fa propria questa battaglia delle famiglie e invita EMA a fare cosa, Elena? Noi ci eravamo lasciati qui con questa vittoria, questa boccata d'ossigeno che arrivava. Perché lì in realtà abbiamo festeggiato tutti, i medici, le associazioni, cioè veramente era finita lì, non ci aspettavamo di certo un ritorno da capo, perché questo sta succedendo, e la Commissione europea di fatto ha chiesto ad EMA di rivalutare, rivedere la loro decisione,
soprattutto sulla base dei dati di vita reale, il famoso real world evidence, che sembra non essere preso in considerazione. Quindi qui parliamo principalmente di questo registro, il famoso ormai registro Stride di cui parlo sempre, da cui si evince proprio che questi ragazzi da un punto di vista clinico riescono a mantenere la deambulazione per circa 3 anni e mezzo in più, che come si è letto anche in articoli che sono usciti insomma da poco, per noi non è un vezzo, cioè sembra quasi che avere questi 3 anni in più sia quasi un capriccio che noi chiediamo. Ed è da qui che noi siamo partiti, quindi ok, i dati non saranno perfetti, non saranno quelli di cui avete bisogno, approfondiamoli, ricordando sempre che qui si parla di malattie rare e qui si sta aprendo adesso un grande cambio di rotta, almeno quello che noi vogliamo portare come pazienti è far riflettere su come per le malattie rare non si possa agire come per le malattie comuni, perché intanto, soprattutto su malattie progressive come questa, per noi il tempo è tutto. E ecco, questo è il punto che vorrei proprio evidenziare. Molto spesso si fanno questi trial dove si valutano 12-18 mesi di trattamento che, come si sta vedendo insomma, da quello che succede non solo per questo farmaco, non sono sufficienti per le malattie rare. Cioè bisogna ad un certo punto mettersi in testa, scusate se sono un po' incisiva, che come ci dicono i medici, perché questo poi noi lo sentiamo dire anche alle conferenze, che adesso c'è un farmaco che in America è stato approvato e speriamo presto anche qui, bene, i risultati più evidenti tra chi prendeva il farmaco e chi non lo prendeva li abbiamo visti dopo 3 anni. Quindi noi ci stiamo adesso dicendo com'è possibile che comunque per Translarna si evidenzi, cioè si vada a vedere dopo 12 o 18 mesi, perché questo, adesso guardando anche quello che si legge negli articoli, è che qui si stiano facendo delle valutazioni dopo 12 o 18 mesi, che comunque, attenzione, anche dopo 12 e 18 mesi c'è una differenza, che però secondo EMA non è statisticamente così significativa. E quindi, che è il criterio che segue EMA. Però noi adesso vogliamo dire, ok, non è così significativo, però teniamo conto anche della malattia, teniamo conto che questi dati, questi dati di real world evidence portano anche delle informazioni in più che non possono essere ignorate, perché per noi, se dobbiamo mettere sulla bilancia 3 anni di deambulazione da una parte e appunto dall'altra togliere un farmaco senza neanche andare ad approfondire questa differenza, cioè per noi è Perché Elena, EMA che cosa, cioè la novità di queste ultime settimane qual è da parte di EMA o del CHMP? Certo, la novità è arrivata a fine giugno, in un momento appunto che poi posso anche dire per noi famiglie sta diventando veramente a livello psicologico una tortura, perché ti senti sempre in questa ruota dove a volte sembra la fine, no? Tant'è che appunto si era proprio festeggiato e adesso dobbiamo ricominciare tutto da capo dopo quasi un anno, perché cosa è successo? Che nonostante la Commissione europea abbia chiesto, e anche qui è stata una decisione storica perché quasi nessuno ci dava speranze, diciamo, e appunto nonostante questo a fine giugno c'è stato poi l'incontro di CHMP con, tra l'altro ci tengo a dirlo, questo comitato scelto proprio da CHMP, comitato scientifico di neurologi, che comunque da quello che sappiamo aveva lasciato anche diciamo intravedere delle speranze, perché sembra si sia espresso comunque positivamente riguardo ai dati, cioè i dati chiaramente non possono essere ignorati. Nonostante questo il giorno dopo è arrivata la notizia così
dal nulla all'improvviso, proprio inaspettata da parte di tutti, ci tengo a dirlo, quindi da parte dei medici, delle associazioni, di chiunque, che di fatto comunque tutto quello che è stato riportato e chiesto, compreso la Commissione europea, non è sufficiente, cioè comunque il farmaco non ci verrà lasciato. Quindi quando potrebbe essere, noi usiamo il condizionale perché speriamo, quando potrebbe essere tolto dal mercato? Perché in questo momento voi lo state ancora usando. Esatto, cosa succede? Che adesso a me sembra di veramente essere in un déjà vu e ritornare a un anno fa, perché sta ricominciando tutto da capo. Quindi adesso ci sarà l'azienda farmaceutica che ha già espresso la sua volontà di chiedere il riesame e passeranno più o meno 2 mesi. Poi ne passeranno altri 2, insomma tra una cosa e l'altra noi adesso fino a fine anno il farmaco ce l'abbiamo e già questo per noi comunque è una vittoria, perché se non avessimo fatto nulla già non ce l'avremo più. E la cosa che ci stiamo ponendo molte domande, perché alla fine cosa succederà? Che si ritornerà di nuovo alla Commissione europea, quindi e non è cambiato nulla da prima, no? Quindi noi veramente ci sentiamo un po' anche smarriti, perché ci chiediamo se la Commissione europea la volta scorsa ha rimandato indietro la decisione e non è cambiato di fatto nulla, anzi addirittura sappiamo che ci sono stati solo che pareri positivi in più. Cosa succede? E soprattutto a questo punto noi famiglie, noi genitori che comunque al di là di tutto veniamo rimpallati da una parte all'altra, e chi ci dice, tutta la comunità scientifica ci sta sostenendo, e anche posso dirlo esponendosi anche su interviste in televisione, quindi non lo stanno facendo per secondi fini, perché qui non ce ne sono ovviamente da parte loro, ma perché effettivamente ci credono. il farmaco dà dei risultati. Tant'è che loro stanno anche prescrivendo, nel frattempo è stato anche prescritto a nuovi pazienti, cioè in questi ultimi mesi, quindi questo per far capire quanto loro nel farmaco ci credano. E la comunità, appunto la Commissione europea, che alla fine ha rimandato indietro la decisione, cioè alla fine in questa situazione noi come genitori ci troviamo in questo rimpallo anche psicologico, che è veramente difficile dopo un anno da sostenere, e questo posso dirlo a nome di tutte le famiglie che sento quasi quotidianamente, e noi a questo punto possiamo dire un po', iniziamo anche a perdere la pazienza e a pretendere almeno che venga presa una decisione, cioè che qualcuno ci dica ufficialmente nero su bianco in questa situazione cosa deve succedere. E quindi cosa siete pronti a fare, Elena? E quindi confrontandoci anche tra noi genitori e alla luce anche di un precedente di cui abbiamo letto per un altro farmaco, noi comunque ci siamo detti adesso per l'ennesima volta porteremo pazienza, staremo a vedere cosa succede, porteremo questo peso di questa attesa, perché poi finché manca tanto tempo ancora uno non ci pensa, ma poi lo so perché l'ho già vissuto, che più ti avvicini verso la fine, vedi le bustine che finiscono e dall'altra parte c'hai tuo figlio, vi assicuro che non è una situazione per niente confortevole, e quindi noi abbiamo deciso proprio per avere la serenità anche in un futuro di sapere che la decisione che verrà presa è giusta, di rivolgerci eventualmente anche alla Corte di Giustizia, ma non, ci tengo a dirlo, per voler puntare il dito contro qualcuno perché siamo arrabbiati, quello un pochino sinceramente, però comunque cerchiamo nonostante tutto di mantenere diciamo ancora un confronto, ecco, e di provare in tutti i modi a far capire quello che stiamo vivendo e di come per noi questo farmaco sia vitale. Cioè, a volte forse non capisco se veramente ci sia la percezione di quello che noi andremo a perdere se questo farmaco funzionasse. Cioè, ci sono anche ragazzi più grandi, perché mio figlio ha 6 anni, ma ce ne sono alcuni che hanno 20 anni. Se andiamo a togliere questo farmaco, tanti di loro
non avranno neanche la possibilità probabilmente di accedere a sperimentazioni, perché già non camminano. Questo è importante perché ci sono degli studi, ci sono delle sperimentazioni che poi hanno delle tempistiche e spesse volte, lei mi spiegava Elena, non è possibile accedervi se si è in condizioni di salute che non vengono accettate. Assolutamente, allora lì poi non ce n'è, cioè nel senso che quando escono appunto dei trial, delle sperimentazioni che noi genitori ovviamente stiamo seguendo, posso dire quasi quotidianamente, lì ci sono dei criteri. Questo poi lo so perché adesso sto anche prendendo la strada, sto studiando per diventare paziente esperto, quindi queste dinamiche le sto anche approfondendo. Questi criteri sono molto rigidi, nel senso che proprio perché gli studi siano, diciamo, i dati che poi vengono ricavati siano realistici, vengono scelti i pazienti tutti con una, diciamo, delle determinate caratteristiche. È ovvio che più il paziente è peggiorato, quindi già il fatto di non deambulare in automatico ti esclude già da numerosi trial. E cosa sta succedendo? Che noi ormai ogni mese stiamo ricevendo notizie, per fortuna, di ricerche, di nuovi studi anche molto promettenti, solo che noi rischiamo di non arrivare in tempo, perché se già magari, non so, 3 anni di deambulazione in meno e fatalità, quell'anno poi chiedono la deambulazione per accedere a delle sperimentazioni, mio figlio perde il treno, cioè nel senso non ha, cioè non voi ha avete più bisogno di accesso a tempo, neanche è questo, tempo. voi avete bisogno di tempo e Traslarna vi dà il tempo di quello che avete bisogno. Traslarna, come da sempre, dalla campagna firme di Parent Project Buy Some Time, è questo che noi vogliamo far capire, che in questa fase, per questa malattia, non ci si può aspettare la cura miracolosa, purtroppo. Quindi se aspetteremo di avere un farmaco miracoloso, rischiamo nel frattempo di perdere tutti gli altri che magari non sono così miracolosi, ma che comunque già aiutano anche il miglioramento delle condizioni di vita, e rischiamo che poi per i nostri figli la cura non arrivi in tempo. Tornando poi al discorso di prima, considerato che ci sono ragazzi più grandi che prendono Traslarna e per loro questa è l'unica possibilità. Cioè se si va a togliere Traslarna loro rischiano di rimanere a vita senza nulla. Quindi per loro, ancora peggio che per i nostri figli, è cruda da dire, però confrontandomi anche con un'altra mamma ci siamo dette, alla fine quella è come una sentenza. Cioè nel momento che tu mi vai a togliere l'unica cosa che può dare a mio figlio un po' di vita in condizioni migliori per più anni e sai che a 21 anni sarà durissima, che non impossibile ma più difficile rientrare in un trial in tempi ancora giusti. Anche perché Elena va detto che è l'unico farmaco a disposizione, cioè non ci sono alternative se non il cortisone con tutte le... Allora il cortisone c'è per tutti. Considerati in parallelo con Traslarna, sì, scusami se l'ho interrotta. Certo, esatto, allora, che tra l'altro anche lì stiamo aspettando per un farmaco, ci tengo a dare delle specifiche perché in questi mesi è stato detto un po' di tutto, sta arrivando e speriamo a breve, e speriamo per tutti, perché anche qui stiamo vedendo che non è facile sempre dal farmaco approvato arrivare poi a riceverlo. Che dovrebbe andare a sostituire il cortisone, perché il cortisone, come sappiamo, da una parte magari rallenta la Duchenne, però dall'altro ti provoca arresto della crescita, cataratta, effetti collaterali, distruzione delle ossa, perché c'è anche quello da dire. E quello ce l'hanno tutti, che comunque fa fin là, perché con il cortisone comunque ad oggi tanti ragazzi purtroppo li perdiamo anche prima dei 30 anni. Quindi ecco, appunto, tornando a quello che dicevamo, il cortisone c'è e quello ok, ma Traslarna, cioè noi siamo i fortunati, è questo che hanno detto i medici quando ci hanno dato il farmaco, ed è questo che io vorrei con tutti gli altri genitori far emergere, cioè qui non si tratta di dire ci sono altri 2 farmaci più efficaci di Traslarna che non fa niente, cosa che non è vera. E quindi, perché saremo i primi poi, no? Come dico sempre, se io sapessi e i medici mi dicessero che è acqua fresca, cioè non andrei neanche a perdere tempo a dare a mio figlio un medicinale che non fa nulla.
Ma al momento, tolto questo, noi restiamo scoperti. Cioè, è questa la cosa che io a volte veramente penso e dico, cioè questa cosa non può non essere considerata, devi almeno dare ascolto al mondo scientifico e ai pazienti, perché veramente io sfido qualsiasi genitore a vivere una situazione in cui vogliono portarti via un farmaco che rappresenta per tuo figlio anni di vita, condizioni di vita migliori. Cioè è qualcosa che veramente a volte ci sembra surreale a noi genitori che stiamo vivendo questa battaglia, e soprattutto che non ci sia una certezza, no? Cioè, ovvio che non avrebbe nessun peso se questo farmaco non facesse nulla, cioè cosa andremo a perdere? Ma qui quello che fa a volte veramente ti getta nella disperazione è l'impotenza di sentirsi comunque vittima alla fine di questa situazione in cui alla fine ci rimetterai solo tu, i tuoi figli e la tua famiglia, insomma. Quindi... Come vi muoverete adesso, Elena? Cioè, che tempistiche vi siete dati prima di arrivare a questa Corte di Giustizia europea? Allora, noi cerchiamo comunque sempre di mantenerci fiduciosi nonostante tutto, e quindi attenderemo ovviamente adesso quello che sarà il riesame anche che porterà avanti la casa farmaceutica, e ovviamente a quel punto, se le cose dovessero andare male, rifaremo come l'altra volta il giro per la Commissione europea, che ormai penso che ci conoscano, perché anche lì sarà da capire, cioè siamo anche noi veramente perplessi e vogliamo capire cosa dirà questa volta la Commissione europea, ma se dovesse tutto andare male noi sì, ma cioè noi siamo costretti, un genitore lo porti veramente... Voi volete che venga messa la parola fine in un modo o nell'altro? E che sia una decisione giusta, che non guardi nient'altro se non quello che deve, secondo noi, ritornare ad essere l'obiettivo principale, la salute e la cura di bambini, perché qui parliamo principalmente di bambini, e quello che io, e qui parlo di Corte di Giustizia perché io capisco tutto, i dati, le procedure, però a volte mi verrebbe semplicemente da dire restiamo umani, cioè stiamo parlando di bambini con malattie gravi che già dalla vita hanno ricevuto un peso importante, quindi mi chiedo, è possibile che loro debbano pagare, che a livello di giustizia, ed è questo che noi genitori vogliamo approfondire, cioè è giusto che quando tutto il mondo scientifico è dalla nostra parte e ci sono anche dei dati, però essendo malattie rare e quindi applicando dei criteri che a questo punto forse non sono semplicemente aggiornati, cioè dovrebbero essere, questo che adesso noi, un'altra battaglia che noi stiamo intraprendendo è proprio per alzare la voce e dire forse è tutto giusto, cioè non c'è nessuno che sta sbagliando, ma forse non c'è proprio non ci sono dei criteri che oltre la sicurezza del farmaco, che comunque ricordiamo è praticamente al 100%, perché non ci sono effetti collaterali, di tutti i bambini e i genitori nessuno ha mai avuto effetti collaterali, che si valuti più ad ampio raggio, che si guardi tutto, cioè che si guardi sia la sicurezza e l'efficacia del farmaco, ma che si guardi anche il fatto che non ci sono alternative, che è una malattia gravissima, la più grave di tutte le distrofie muscolari, che parliamo di bambini, che sono malattie che hanno poi ripercussioni su tutta la famiglia, perché ovviamente avere un figlio che non è autosufficiente 24 ore su 24 cioè è una ripercussione che poi vive tutta la famiglia, e questo vogliamo che venga guardato sull'altro piatto della bilancia. E poi la lista si allunga perché appunto poi, come dicevamo prima, miglioramento e mantenimento delle condizioni di vita significa anche più probabilità di arrivare ad una terapia che ad un certo punto la blocchi questa malattia, e tanti rischiano di perdere questo treno per questo motivo. Quindi a questo punto quello che noi ci stiamo mobilitando a fare è proprio come pazienti
e potrei allargare proprio alle malattie rare, perché qui una volta non c'era nulla che si poteva fare, ma adesso che si può fare, crediamo che questi criteri debbano essere rivisti mettendo al centro di tutto il benessere e il diritto alla cura, cioè il diritto alla cura dei pazienti. Noi naturalmente, Elena, continueremo a seguire l'evolversi di questa situazione. Questa sedia è sempre a sua disposizione per raccontarci cosa succederà. Io le faccio un'ultima domanda: come sta lei? Perché immagino che tutti le chiedono come sta Leonardo. No, in tanti chiedono anche a me come sto. E allora lì non sai mai cosa rispondere, perché non vuoi, diciamo, ricevere il compatimento. Diciamo che io rispondo così: non hai scelta. Cioè, a tutti quelli che mi chiedono a come fai, a come fate, non hai scelta, solo che forse come essere umano, finché non ti ritrovi in quella situazione, non sei obbligato, no, a farti gli strumenti per camminare in questa strada. Quindi, come rispondo, bisogna farsela andare bene, perché se va male, cioè se te la fai andare male, è finita. Quindi raccogliamo le carte che la vita ci ha dato e cerchiamo di giocarle al meglio. Grazie Elena. Prego, grazie a voi. Speriamo di aver detto tutto quanto c'era da dire e noi naturalmente restiamo a disposizione per raccontare, sperando di poter arrivare davvero a raccontare l'epilogo migliore per tutti voi di questa vicenda. Avevamo festeggiato anche noi a fianco a voi quando era arrivata quella decisione della Commissione europea, adesso ci ritroviamo qui anche noi in qualche modo a ricominciare a riavvolgere il nastro, sperando però di arrivare a qualcosa di buono per Leonardo e per tutti gli altri pazienti e per voi familiari. Sono 800 pazienti in tutta Europa con cui noi ormai ci sentiamo spesso anche agli altri paesi, perché la disperazione è collettiva. Sì. Grazie a Elena Semenzato e noi ci fermiamo per la pubblicità. Rieccoci in diretta, vi abbiamo raccontato la storia di Leonardo, di questi 800 pazienti affetti da distrofia muscolare di Duchenne che aspettano un epilogo positivo, e naturalmente noi continueremo a seguire la loro vicenda sperando davvero che venga messa la parola fine, che sia il finale migliore per tutti loro. E c'è un epilogo positivo per quanto riguarda questo sogno di Tony Venturato. Buongiorno Tony, grazie per essere con noi. Il suo sogno era quello di poter raccogliere, era stata avviata questa raccolta fondi per permettere a degli atleti diversamente abili di partecipare, come lui ha fatto per tante volte, alla maratona di New York. L'appello era stato lanciato anche dalle nostre telecamere, in qualche modo ci prendiamo un pochettino il merito di questo traguardo raggiunto. Tony. Siete stati bravi, la cassa di risonanza di Antenna 3 è servita e abbiamo raggiunto l'obiettivo, quindi l'abbiamo raggiunto assieme. È stato un obiettivo importante, alla fine quanto siete riusciti a raccogliere? Allora, abbiamo raggiunto l'obiettivo di 4.200 euro, l'obiettivo era di 4.000 euro, ne abbiamo raggiunti 200 euro in più, ma il bello è che stanno continuando ad arrivare delle donazioni tra l'altro piccole ma continue, e sono molto probabilmente relative agli studenti che ho incontrato in questa fase di promozione dell'evento e che stanno donando veramente pochi euro. C'è da dire che un liceo nel quale ho trovato gli studenti, questi ragazzi mi hanno dedicato una canzone, l'hanno messa su Spotify e il ricavato dell'ascolto della canzone serve per la maratona inclusiva. Quanti atleti porterà a New York? Atleti diversamente abili sono atleti affetti da sindrome di Down, se non sbaglio. Diciamo anche, possiamo dire il nome, sappiamo che sono molto riservati, però diciamo solo il nome, non il cognome. Chi saranno? Allora, Anna e Giulia sono italiani, i due atleti statunitensi li stiamo individuando in questo momento, perché attraverso l'associazione Achilles, che è un'associazione internazionale naturalmente con la quale collaboro, Anna e Giulio si stanno già allenando, le loro famiglie sono molto positive, tra l'altro, contentissime, e adesso naturalmente si dovranno preparare molto bene per questo obiettivo del 3 di novembre.
ma il risultato è eclatante. Non pensavo, io pensavo magari di portarne 2, ma anche forse 3. 2 li abbiamo scelti qui in Italia, gli altri 2 negli Stati Uniti per una questione logistica, perché abbiamo visto che sono aumentati tantissimo le quote per quanto riguarda l'assicurazione medica, sono aumentate tantissimo le quote per il trasferimento aereo. New York è diventata la città più cara al mondo in questi mesi, soggiornare a New York costa tantissimo e quindi abbiamo fatto questa scelta. 2 italiani, 2 statunitensi e magari, chissà, il prossimo anno potrebbero essere tutti italiani. Perché si continuerà, si va avanti con questa, appunto, questa gocciolina dopo l'altra che fa un oceano di Allora sì, di fondi. Io ho ricevuto nel 2023 il cosiddetto nastro azzurro, è un riconoscimento che viene dato dalla città di New York per dei meriti, lo dico sempre, meriti umani sportivi che comunque non ho. E questa sorta di onoreficenza mi permette di avere un dialogo continuo e diretto con l'amministrazione newyorkese. Quindi mi permette anche di avere delle porte aperte e la possibilità di portare questi ragazzi con facilità. Ho iniziato a collaborare con questa associazione Achilles, che è un'associazione internazionale che mette in collegamento atleti normodotati con atleti con delle problematiche. Gli atleti normodotati accompagnano al traguardo, a spese loro tra l'altro, gli atleti con delle complicazioni. E loro mi hanno chiesto, dato che hai questa possibilità, perché non cerchiamo di unire le forze, farlo assieme? E quindi ho detto sì. Io quest'anno, tra l'altro sono un atleta disabile, correrò con un aiuto che è un altro presidente dei paracadutisti che verrà a darmi una mano a New York, correremo assieme con Bruno. E poi l'anno prossimo, magari quando appenderò le scarpette al chiodo, però vorrei continuare con questa esperienza. Passerà il suo testimone a qualcun altro. Sì, certo. Però ci sarà sempre a New York da spettatore, certo. Magari non da partecipante, ma da spettatore. Sì, certo. Perché la maratona di New York, raccontiamo, riepiloghiamo, Tony Venturato ebbe un grave incidente stradale, la diagnosi fu una diagnosi pesante, perché si parlava di una paralisi, e la forza di volontà, l'allenamento, la vicinanza della sua famiglia gli ha permesso di riprendere a camminare e addirittura ad arrivare a fare quante maratone, Tony? Di New York? Di New York questa sarà la quinta. La quinta maratona di New York, che significa una rinascita. E per gli atleti diversamente abili, per questi ragazzi, partecipare alla maratona di New York cosa significa? Significa avere un cambio netto nello stile di vita. Diventano, come dico spesso, attori positivi del cambiamento e a loro volta diventano degli eroi nei confronti dei loro pari. Quindi i loro pari poi hanno questo spirito di emulazione e quindi hanno uno step in più nella positività, nello stile di vita, raggiungono obiettivi con più facilità. È proprio il metodo giusto per l'inclusione. È il metodo giusto perché riusciamo attraverso lo sport, lo sforzo quotidiano, l'impegno quotidiano e poi non dimentichiamoci che attorno a queste persone che hanno delle problematiche lavora uno staff di persone che naturalmente poi serve per portarle a New York, serve per portarle al traguardo e loro si sentono in qualche modo coccolati. E questa coccola però poi prosegue per mesi, se non addirittura anni. Facciamo un passo indietro, sì. Questa raccolta fondi, perché c'è la necessità di supportare economicamente queste persone? Perché i costi per partecipare alla maratona di New York, come lei ha detto, non solo quelli logistici dell'aereo, ma insomma sono costi importanti. Elevati. Calcolate che il pettorale per la maratona di New York costa $599. Semplicemente il pettorale, cioè iscriversi alla maratona. Tra l'altro poi bisogna essere sicuri di venire scelti, perché non si è scelti così e basta iscriversi come una semplice iscrizione ad una gara podistica. Poi c'è tutto ciò che riguarda il trasferimento, quindi la logistica e così via, ma c'è un impegno gravoso che è l'assicurazione sanitaria. L'assicurazione sanitaria, che è doverosa anche per una persona normale che va negli Stati Uniti, naturalmente ancora di più per una persona che ha delle problematiche, perché naturalmente chiamare un'ambulanza a New York o negli Stati Uniti costa diverse migliaia di euro, ecco, quindi dobbiamo mettere sempre le mani avanti.
Abbiamo ottenuto degli sponsor che ci hanno consentito naturalmente di far fronte a queste spese, però ripeto che il più è arrivato veramente da piccolissime donazioni, soprattutto dagli studenti che sono stati i primi a rispondere a questa iniziativa. Spesso puntiamo il dito contro i ragazzi d'oggi. Ah no, guardate, no, sono dei gioiellini. No, non lo facciamo, non lo dobbiamo fare. Se lo aspettava che fossero proprio i ragazzi a rispondere all'appello? No, anzi mi sarei aspettato di più un coinvolgimento delle aziende. E ho notato che effettivamente c'è una problematica relativa sia a un discorso fiscale e anche a un discorso di immagine. Qualche azienda naturalmente tende a non voler legare la propria immagine, ecco, ad un percorso magari relativo alla disabilità. Questi sono giudizi nei quali non voglio assolutamente entrarci. I giovani ragazzi sono molto sensibili, molto sensibili. E questo è bellissimo da dire. Credo che sia proprio la ciliegina sulla torta di un progetto che è riuscito a raggiungere l'obiettivo. Sì, certo. E allora noi ci ridiamo appuntamento a quando tornerete da New York. Ma forse anche prima. Anche prima, perché in effetti ci sono delle novità che però noi non possiamo ancora svelare, perché ci sarà insomma un patrocinio, qualcuno che accompagnerà Tony in questa avventura di molto importante, però non possiamo ancora svelarlo, per cui allora ci diamo appuntamento a ottobre, giusto? Quando potrebbe arrivare l'ufficializzazione di questa cosa. E poi allora con là ci daremo appuntamento a rientro e magari con uno degli atleti per raccontare questa esperienza. Magari anche con un genitore. Anche con un genitore, perché insomma dietro a questi ragazzi ci sono delle famiglie, sappiamo la difficoltà di affrontare una disabilità in famiglia, e poi famiglie che, si parlava di costi, accompagnano i ragazzi e quindi i costi aumentano, e da qui insomma l'importanza di questa raccolta fondi. Tony, grazie. Grazie a voi perché questa cassa di risonanza è servita. E ci fa piacere, quindi noi siamo sempre a disposizione per dei progetti così di solidarietà e di inclusività, e siamo pronti allora a ottobre a riaverla qui per questa novità, e poi naturalmente a novembre con le immagini fresche della Maratona di New York per raccontare di questa grande esperienza, e naturalmente poi nel 2025 ci aspetteremo un gruppo importante, per questo è il suo sogno. Sì, magari andremo addirittura con il logo di Antenna 3, chissà. Che bellezza! Grazie a Tony Venturato, grazie davvero per averci raccontato di questa esperienza, in bocca al lupo per i progetti futuri, e noi ritorniamo alla cronaca per l'ennesima spaccata, la 10ª in meno di 5 anni al ristorante Amelia di Mestre. Lei sta pensando di trasferirsi altrove? Ci sto pensando, io amo questo posto, ho una clientela fantastica e lavoro molto bene, però io, se faccio una comparazione con l'altro ristorante che ho da 17 anni ormai a Santa Giustina in Colle, che è in provincia di Padova, 17 anni solamente una volta ci hanno fatto un furto. Luca Serpente ha perso il conto di quanti furti abbia subito il suo ristorante. Da quando nel 2019 ha rilevato l'Amelia, a Mestre un nome storico nel suo campo, almeno 10. In meno di 5 anni però, perché di mezzo c'è stato anche il lockdown per Covid. I segni dell'ultima notte di assalti sono evidenti. Una porta completamente scardinata e soprattutto l'avventuroso percorso che, aprendo un varco sul muro esterno, ha portato il o i ladri dentro al locale. Migliaia di euro di danni per un colpo che alla fine si è sostanzialmente risolto con un bottino modesto. E cosa hanno portato via? Stupidaggini, perché parliamo di danni di migliaia di euro e mi vanno a rubare qualche bottiglia o il fondo cassa, che quindi sono veramente furti che non hanno senso. Io continuo a non capire, questo è l'ennesimo furto, è l'ennesimo scasso. Sono sempre stati danni di poche migliaia di euro, stavolta questo è un danno molto grande. Via Giustizia è meno conosciuta di altre strade di Mestre come Via Piave, assurta agli onori delle cronache nazionali col titolo poco gratificante di capitale italiana dello spaccio di droga. Ma anche qui le cose non vanno benissimo. A meno di 300 metri, ad esempio, la carrozzeria moderna di Paolo Favaretto è diventata famosa per aver subito in 10 anni più di 30 furti con danni per 2 milioni di euro. Purtroppo la situazione di questa zona, ma un po' di tutta Mestre, è questa adesso, in questo momento. Sono arrivati anche diversi assessori qua a darmi solidarietà, non questa volta, ma le volte scorse. Però poi dopo vedo che sono tutti quanti appelli che rimangono un po'
non esauditi. E adesso l'inchiesta Tangenti a Venezia, si attende l'esito dell'udienza del riesame per decidere della scarcerazione dell'ex assessore Boraso e di altre 4 persone. Intanto il sindaco Brugnaro ha detto che il comune è pronto a costituirsi parte civile in un eventuale processo. Da una parte la richiesta di scarcerazione avanzata dall'avvocato di Renato Boraso al Tribunale del Riesame di Venezia, dall'altra l'annuncio del sindaco Brugnaro di una possibile costituzione parte civile del Comune di Venezia contro il suo ex assessore e chi ha danneggiato l'amministrazione. Sullo sfondo il conto alla rovescia di un consiglio comunale infuocato venerdì mattina, per il quale le polemiche sono già cominciate dopo la decisione di convocarlo in via Palazzo a Mestre, sede più piccola di Cafarsetti e reputata dalle opposizioni inadatte ad accogliere cittadini, comitati e associazioni che intendono assistervi. A Venezia il Tribunale del Riesame è chiamato a valutare anche le posizioni degli imprenditori Fabrizio Ormenese in carcere, Marco Rossini e Matteo Volpato ai domiciliari, come Alessandra Bolognin, direttrice della municipalizzata IVE. Per il suo avvocato, le dimissioni di Boraso dall'assessorato non rendono più possibile la reiterazione del reato. Intanto, in vista del Consiglio Comunale a Mestre, la maggioranza ha rinserrato le fila. Il sindaco ha ribadito la volontà di andare avanti, affermando che non avrebbe potuto mai neanche immaginare ciò di cui è accusato Boraso. Sul fronte delle opposizioni, tutta la città insieme ha depositato un accesso agli atti su progetti ed eventuali atti di consegna dei lavori per bloccare il bosco dello sport e liberare fondi per i grandi problemi della città. E adesso torniamo a parlare dell'ondata di maltempo degli scorsi mesi, in particolare tra marzo e maggio, perché per quanto riguarda Cornedo Vicentino sono stati stanziati 500.000 euro per la sistemazione delle frane che avevano devastato il territorio. 4 frane che avevano devastato il territorio a seguito del maltempo di marzo e maggio, con la conseguente chiusura e messa in sicurezza delle contrade interessate, verranno sistemate con un maxi stanziamento approvato dal Consiglio Comunale di Cornedo Vicentino per gli interventi di ripristino sui 4 dissesti. La frana di via Strambai e poi in via Sudiri di Sotto, Tovi Montagna e Roccolo Rossato, con l'approvazione di uno stanziamento di 350.000 euro, che si aggiunge ai 150.000 già stanziati precedentemente per la frana di via Strambai. Si chiude così un ciclo di finanziamenti che raggiunge la cifra di 500.000 euro. Un impegno economico che grava sul bilancio comunale, per cui si torna a chiedere l'intervento delle istituzioni. Naturalmente era un'emergenza e il Comune ha fatto fronte all'emergenza, ma questo tipo di interventi richiederebbero un aiuto anche dall'esterno, perché da solo il Comune fa fatica a reperire le risorse, se non tagliando altri interventi, ed è quello che è capitato a Cornedo, che ha dovuto rinviare una serie di interventi di asfaltatura e di rifacimento di alcune strade periferiche molto ammalorate per dare spazio a queste situazioni che compromettevano la viabilità di accesso soprattutto alle contrade. I lavori inizieranno a settembre, ultimate le attività di progettazione, e l'obiettivo è quello di chiuderli entro l'inverno. La frana di via Strambai sarà la prima ad essere sistemata, perché la prima ad essersi verificata e ad essere stata finanziata. Seguiranno poi i dissesti di via Roccolo Rossato con i Sudiri di Sotto, e infine con Tovi Montagna, dove l'obiettivo è quello di fare sinergia con un cantiere di Viacqua appena partito in loco. Il caso di dengue a Padova che ha fatto scattare la disinfestazione dell'area a nord della città. Un primo caso di infezione da virus dengue è stato riscontrato a Padova, nel quartiere dell'Arcella. Una donna, infatti, rientrata da Cuba, è risultata positiva. Palazzo Moroni, con un'ordinanza del sindaco, ha predisposto quindi un trattamento di disinfestazione nel raggio di 200 metri dall'abitazione della donna, una 59enne, che è ora in casa e le cui condizioni non destano preoccupazione, mentre nella notte la disinfestazione avrà un raggio più ampio. Verranno interessate le vie Jacopo della Quercia, del Giglio, Zais, Guardi, Marieschi, Segantini, Induno, Ansuino da Forlì e San Bellino. Importante, adesso in questo momento stiamo cominciando con gli interventi straordinari di disinfestazione. Qua da noi il vettore principale è la zanzara tigre asiatica.
Il trattamento che stiamo iniziando adesso è quello larvicida su pubblica via e quello porta a porta. Stasera, domani sera e dopodomani sera verranno fatti i trattamenti di disinfestazione straordinaria adulticida. Ricordiamo che ci atteniamo strettamente a quanto la DGR regionale prescrive per quanto riguarda i trattamenti. Restano 4 invece gli infettati da West Nile in provincia di Padova. 2 sono ricoverati al reparto infettivi dell'azienda ospedaliera, costantemente monitorati dai sanitari. Quello che è stato notato invece è un aumento dei ricoveri con Covid. Sono 25 i positivi al Covid, 3 di questi sono in terapia semi-intensiva e l'età media è di 77,4 anni. C'è questo aumento delle positività per quanto riguarda appunto il coronavirus, non parlerei di nuova ondata ma semplicemente di appunto aumento delle positività in modo non sicuramente allarmante. Come più volte abbiamo sottolineato, il virus c'è, è presente nella nostra comunità, continua a girare e le positività che noi riscontriamo all'interno dell'ospedale sono positività non per il Covid ma con il Covid, cioè persone che arrivano per altri motivi, vengono per qualche sintomo che presentano tamponati e appunto salta fuori, si evidenzia la positività. E poi il caso di gastroenterite che ha colpito alcuni ragazzi di Torreglia durante un camposcuola in Val di Non. Ecco alcune precisazioni ricevute da Giuliana Cova, sindaco del comune di Predaia in Trentino Alto Adige. Torniamo a occuparci dell'episodio di gastroenterite che ha colpito un gruppo di ragazzi delle medie di Torreglia, ospiti a Coredo, frazione del comune di Predaia, provincia di Trento, in Val di Non. Nel nostro servizio facevamo riferimento all'ordinanza 125 del 22 luglio 2024, firmata dal sindaco di Predaia Giuliana Cova, che obbligava alla bollitura dell'acqua ad uso alimentare, ordinanza emessa in via precauzionale limitatamente alla frazione di Torra sulla base di riscontri oggettivi a esito delle analisi di laboratorio. Diversi precisa il sindaco Cova in una nota inviata alla nostra redazione gli acquedotti che servono le frazioni di Torra, interessata dall'ordinanza, e di Coredo, dove si stava svolgendo il camposcuola. L'episodio di gastroenterite, scrive il sindaco, non ha quindi alcuna correlazione con l'acqua del rubinetto. Infatti sembra che la causa probabile dell'epidemia sia stata un'infezione virale che si diffonde comunemente tra i bambini in ambienti affollati come scuole, asili, ospedali e campi scuola. L'acqua della frazione di Coredo risulta conforme agli standard di sicurezza, precisa il sindaco Cova. L'ordinanza emessa il 22 luglio e la gastroenterite che ha colpito i ragazzi hanno quindi avuto una concomitanza di tipo temporale. Voltiamo pagina, i serrai di Sottoguda tornano a splendere dopo la devastazione causata dalla tempesta Vaia, un turbinio di emozioni. Ieri mattina l'inaugurazione dei primi 200 metri del percorso che potrà essere consegnato nella sua totalità nella primavera del 2025. In realtà la rinascita dei serrai di Sottoguda, scenario imponente ai piedi della Marmolada 6 anni dopo le drammatiche giornate della tempesta Vaia di fine ottobre 2018. Per dirla con l'amministratore unico di Veneto Acque Gianvittore Vaccari ci sono voluti 6 mesi per iniziare, 12 per la messa in sicurezza e la progettazione, 24 per i lavori ancora parziali che entro il prossimo autunno dovrebbero concludersi per una riapertura totale nella primavera del 2025. Stamattina in centinaia hanno partecipato all'inaugurazione del primo tratto di passerella appoggiata fra le rocce a strapiombo bagnate dal torrente Pettorina. Questa è l'opera simbolo, quindi i serrai di Sottoguda oggi sono finalmente aperti, ancora non ultimati, ma sono visitabili facendo la prenotazione, poi da inizio del prossimo anno saranno assolutamente aperti senza prenotazione e avranno i cittadini modo di visitarli. La Forra, lunga poco più di 2 chilometri, è stata uno dei canyon più rappresentativi e accessibili delle Dolomiti, fino ai drammatici giorni di Vaia che lasciarono una devastante impronta sul paesaggio delle Dolomiti e dei serrai di Sottoguda. L'abitato di Sottoguda, tanto per fare un esempio, si è salvato grazie al fatto che a monte era stata costruita una grandissima briglia che è stata travolta dalla furia delle acque e del materiale
che è letteralmente esplosa, assorbendo l'energia che altrimenti si sarebbe scaricata nelle abitazioni, distruggendo tutto quello che trovava. Oggi la rinascita dei serrai, un'opera da 13 milioni di euro, è il simbolo dell'orgoglio e della tenacia della popolazione. Focus della progettazione, la rinaturalizzazione del percorso turistico e la sicurezza idraulica del torrente, migliorato anche dal punto di vista ecologico, oltre al pensiero di una viabilità d'emergenza in alternativa a quella che porta a Malgacciapela. Penso che sia sotto gli occhi di tutti la qualità del lavoro e invito tutti a visitarli perché sono veramente mozzafiato. Un museo en plein air, l'ha definito il presidente Zaia. Le visite sono iniziate già questa mattina. Un'opera meravigliosa, stupenda, in un contesto veramente fantastico. Io conoscevo questo luogo prima della devastazione, ora lo rivedo e adesso è fruibile, sarà fruibile in maniera sicura. Questo poi può rappresentare veramente il simbolo della ricostruzione, il simbolo di un qualcosa che è rinato grazie alla capacità, la tenacia di tutti noi bellunesi, delle imprese bellunesi che qui ci hanno lavorato, con ovviamente il sostegno della Regione del Veneto che ha coordinato un'attività importante con i soggetti attuatori per far ripartire la nostra provincia dopo Vaia. Impegnativo il salvataggio dei vigili di fuoco di Este che a Borgo Veneto hanno salvato Neia, un pastore tedesco, e i suoi 5 cuccioli. I vigili del fuoco del distaccamento di Este sono intervenuti a Borgo Veneto per soccorrere Neia, una femmina di pastore tedesco che insieme ai suoi 5 cuccioli non riusciva ad uscire dalla sua tana a causa di un parziale cedimento della struttura. I pompieri, arrivati in via Longo a Megliadino San Fidenzio, nel comune di Borgo Veneto, hanno scavato una buca di circa 1 metro per raggiungere e liberare gli animali. La cagna Neina e i suoi 5 cuccioli nati da pochi giorni ora stanno bene nonostante la disavventura. E con questo lieto fine chiudiamo questa nostra prima edizione. Io vi lascio al documentario Filosofi in cucina e poi a seguire il film Cronaca familiare. Grazie per essere stati con noi e buon pomeriggio a tutti.